No, I'm not a writer. Da precisare che è venuta la Valeria a darmi supporto morale, è vero? Sempre, e bastonate. Esatto, dirò fammi da infermiera, dirò dammi frutta e verdura. Signalaio, ma niente? Ma niente. Ah, che bella arietta. Vedi, hanno già iniziato a pizzicarsi gli oscuranti del coprifinestra, no? Quello che è il zanzariere oscurante. E a me viene in mente sempre una parola che diceva mio nonno: poro anima, pace, gloria e felicità all'anima sua. E quella parola secondo me riassume tutta quella filippica che io adesso mi sentirei in dovere di tirar giù in merito all'obsolescenza programmata piuttosto che alla scarsità della qualità dei prodotti che ci vendono. E mio nonno riassumeva tutto questo con porcaria. Lui, porcaria, 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 tutta è una porcaria. Porcaria nel senso una cosa di poco valore, una cosa inutile, è una fregatura. E lui vedeva porcarie ovunque, ma giustamente poi te ne accorgi. Porcarie ovunque. E questa è una porcaria. Una porcaria di finestra, costata 200 passabombe, vero? Sì, non euro, 200 lire bombe. Quindi 100 qualcosa euro bombe, euro bomboloni. Come vedi, come hai visto, ieri era passata la Valeria del Vikings Fan Club a farmi compagnia perché gli amici erano preoccupati, no? Che bello, per il discorso lì dell'attacco di panico che ho avuto in montagna, no?
pare ti avevo fatto un veloce riassunto, volevo farlo meglio, ma magari lo rifarò, adesso non lo so, tanto ora che monterò questo video ne passerà di tempo. Fatto sta che io ora non sono al parco, che è a 4 km dal lavoro, ma sono davanti alla Guardia di Finanza, che è a 200 metri dal lavoro. Vado comunque in bici per sicurezza, io ora sto bene, ho ancora un po' di svarioni, ho iniziato a mangiare frutta e verdura, che io frutta e verdura non la vedevo da mesi, proprio sono tutto tranne frutta e verdura, vabbè. Adesso ho iniziato a mangiare frutta e verdura e in più a prendere anche gli integratori, quindi integratori di sali minerali, perché hai visto anche in certe puntine e faccio il mona in bici e le camminate, il giro in camper sotto il sole, quindi ci sono state delle enormi sudate, no? E quindi tutti i sali minerali sono andati fuori. In più io fumo, con il discorso periodo di stress lavoro fumo anche di più, non tutti sanno che il fumo brucia le vitamine, quindi anche là sudorazione, zero frutta e verdura, in più stress, in più fumo, ciao. E allora adesso mi sto ripigliando. La cosa un po' brutta è che io volevo andare in Toscana, adesso io ho permesso per una sola settimana di ferie, volevo tanto andare in Toscana, me l'ho già segnato i posti in provincia di Livorno, con tutti i parcheggi per andare al mare, le spiagge, porca miseria. E ho paura di no, perché questi attacchi d'ansia, è vero sì che c'è sempre sotto qualcosa, può essere lo stress o in questo caso la carenza dei sali minerali o anche l'eccesso di fumo che verso sera ti dà i giramenti di testa piuttosto che i formicoli alle braccia, alle mani, eccetera eccetera. Però ogni volta tutto questo, come ho già detto in passato, viene scaturito dalla luce solare. Ci sono determinati giorni del periodo estivo che il sole ha una luce diversa. Io con quella luce, anche con gli occhiali a sole, ho visto niente, non è necessario che sia proprio caldo, è indispensabile che sia caldo, quello sì, però che sia caldissimo no, basta quella luce e del caldo. Se c'è quella luce del freddo non succede nulla, però cazzo ti vuoi dire, adesso devono vedermi. Ho una cara amica che è la direttrice di un centro olistico famoso qua a Jesolo e gli avevo fatto anche il sito, ho detto che ci tenevano molto incuriositi a vedermi e a vedere di risolvere un attimo il tutto a gratis. È bella cosa, sì, della serie piacere per piacere, vedi, alla fine cioè non è che ti metti d'accordo, è tutto un automatismo, un po' come quando dicevo fai passare le macchine della precedenza, dopo l'altro riversa sul prossimo, in questo caso è un riversamento diretto, no? Non ti metti d'accordo, ma una volta uno fa un piacere, dopo l'altro si sente di ricambiare, poi i piaceri magari crescono, hai capito? E così dovrebbe essere un po' il mondo. Fatto sta che io uso molto l'immaginazione, cioè non per psicosomatizzare gli eventi, però mi provo a immaginare adesso come adesso proprio, se io fossi in Toscana, tieni conto che siamo nella settimana di Ferragosto, no? Col sole che batte, il camper che sai vabbè non ha il clima, il cane che lui è sempre agitato perché è un pitbull, quindi anche la respirazione tutto è sempre e il traffico, cioè io non sono mai andato in Toscana, non ho mai fatto le ferie nel periodo sotto il Ferragosto, le ho sempre fatte per fortuna in periodi molto più intelligenti, adesso non è possibile, quindi devo trovare qualcosa a Ferragosto. Certo io ho bisogno di qualcosa con l'acqua, non lo so, non ne ho la minima idea. In Slovenia direi proprio di no, cioè no, non c'entra nulla la mia considerazione per gli sloveni, ma non sai la lingua, ho visto che anche pochi parlano inglese, ti succede qualcosa, cazzo fai là? Almeno sei qua in giro, hai capito, sai già cos'hai. E purtroppo sì, i test che ogni volta mi fanno sono tutti perfetti, la pressione è perfetta, io ogni volta gli dico ma sei sicura? Perché mi sento proprio l'effetto pressione bassa, questo vuol dire tanto anche le sigarette, però la pressione è alla perfezione, le ultime analisi, adesso non ho fatto le analisi del sangue, sono andato diretto agli integratori, le analisi del sangue precedenti i medici avevano detto non ho mai visto le analisi così perfette tranne il potassio che era un po' scarso, però mi hanno detto mangia 2 banane al giorno e rimedi, no? Però niente, purtroppo questi attacchi di panico, ti ho spiegato, è un eccesso di produzione del cortisolo, che è l'ormone dello stress, che si produce nel nostro schifoso cervellino, che è tutto grigio, tutto
E per tenere a bada questa cosa io sì avevo trovato i rimedi, non sono stati efficaci questa volta perché allora i rimedi, scusa ti passo sempre da un discorso all'altro, giusto ti riassumo, i rimedi erano acqua, bere tanta acqua perché l'acqua scarica il cortisolo e diciamo che lo stress, questo cortisolo viene prodotto anche soprattutto in stati di disidratazione, in più il cortisolo provoca disidratazione, cioè lo stress provoca disidratazione, no? È un circolo vizioso acqua e stress, no? Cioè oltre a scaricare questo ormone. E caffè da tagliare, io oggi vabbè mi sentivo bene, quindi un caffè me lo sono permesso tranquillamente, sigarette, zuccheri e carboidrati. E c'è stata l'arma a doppio taglio, ecco adesso sono arrivato a ricongiungere il discorso dell'acqua. L'acqua sì, ok, scarica, ma l'acqua scarica anche le cose buone, cioè se cedi a bere acqua e a sudare tutto quanto. E anche lì mi dice la Valeria, ci sono addirittura delle tecniche per bere, cioè per far scaricare meno e per tenere più liquidi, adesso non mi ricordo, prima del pranzo, c'era dei tempi da rispettare, delle quantità da rispettare, mi farò raccontare meglio così dopo te le dico. Boh, dai che mi preparo per andare al work. Arresta il sistema, metti le manete, il Scarface che vedi alla sua taschina qua e sotto è bello imbottito, quindi è sempre bello al sicuro. Tabacco, metto qua, so che è brutto, so che è un po' sfigata come situazione, però non mi sporca, hai capito? Perché ho anche il portatabacco bello che mi ha regalato, ma sono sporco ovunque. Le stoviglie da asciugare, asciugatevi da sole, fate, no, far tutto io. Una roba per uomo si dice da noi. Traduzione, una cosa per uomo che significa una cosa a ciascuno. Perché non vedo l'ora che cresca la barba, non mi vedo bene. Mi ero abituato, non mi piace più, non piace. No, no, nein.